la sicurezza della Marina si può risolvere con adesso come sta proponendo la Confesercenti, di mettere dei vigilantes che possono controllare, aiutare i polizia e carabinieri al controllo del territorio, certo, in modo da poi aiutare i residenti al giusto riposo. Poi ci vuole un controllo da parte nostra, del nostro sindacato e da nostra di controllo del territorio, nel senso noi controlliamo quelli che sono i nostri tavolini e poi se passa qualcuno a fa casino invitarlo a non fare casino, e poi un'altra regolamentazione, nel senso c'è la musica anche tra di noi, la musica deve essere bassa, a mezzanotte si deve chiudere e lavorare serenamente, così dormono i residenti e noi possiamo continuare a lavorare, non a mezzanotte, perché a mezzanotte cominciamo a lavorare, magari almeno d'estate, con i turisti, che la gente va al mare, poi esce, e quindi poi niente da dire. Prima, se parlo 30 anni fa, era peggio perché c'era il problema della droga, il problema meno male adesso con i negozi aperti, i locali aperti, i tavolini, c'è un controllo del territorio da parte nostra. Lei ha ribadito, Sandro Magia, lei ha ribadito più volte il problema del baccano, delle bottiglie spaccate, delle urle, degli schiamazzi che arriva naturalmente dalla zona delle scalette di San Sepolcro, ad esempio, e non solo. Sì, infatti non sono i nostri tavolini, ma fanno aumentare il problema dei decibel dei ragazzi che comprano nei market anche se a tarda notte, bottiglie grandi di birra, bottiglioni di alcol, e poi stanno là sino alle 6 del mattino a fare schiamazzi, a spaccare bottiglie. Noi non ci possiamo fare niente, possiamo invitarli, non possiamo invitare i nostri clienti a non fare rumore, però quelli c'è un problema di ordine pubblico dove la polizia, le forze dell'ordine che devono agire.